odontoiatra laureato in Sardegna, da anni vive e lavora in Moldavia. A capo dell'equipe che sviluppa e ricerca la bocca bionica presso l'Istituto Sviluppo e Ricerca in Moldavia. Autore di 2 libri sulle cure dentali all'estero, esperto in riabilitazioni estreme della bocca. Un innovatore, un cervello in fuga che ha fatto risparmiare più di 80 milioni di euro a pazienti da tutta Europa. Ecco a voi Dottor Palmas Corrado. Perdi tutti i denti, vai dal dentista, un mutuo bancario e alla fine ti mettono i denti di plastica. Per questo me ne sono andato dall'Italia. Non volevo scendere a compromessi e vendere automobili con un buon motore ma con le ruote di scorta. Un'automobile da 30-40 mila euro, immagina con le ruote di scorta montate quanti chilometri farai. Quest'anno tiriamo su il livello, osiamo con la bocca bionica fare quello che non è mai stato fatto, mettere in bocca al paziente i denti più performanti, le ruote da neve con i chiodi che faranno salire quella macchina da 50.000 euro fino all'apice della montagna. Però non la paghi 50.000 euro perché qua siamo in Moldavia. Quello che conta, le persone non l'hanno ancora capito, quello che conta veramente sono le protesi, i denti. Quello che si sollecita per 20 anni, 30 anni nella bocca, che masticherà il cibo come un batticarne, sono le protesi che noi montiamo sui denti che devono simulare quella che è la dentatura perfetta, una dentatura flessibile, sensibile, elastica e allo stesso tempo resistente. Questo non puoi pensare di farlo con la resina o la plastica. Quelle sono soluzioni vecchie, noi siamo nel 2020 e oggi in Moldavia c'è l'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica che permette di avere una protesi moderna e che simula quella che è la natura. Un mix di materiali con metallurgia, scienza dei materiali e scienza medica che insieme danno alla luce quella che è la riproduzione iperrealistica di una dentatura naturale ma con materiali artificiali. Questa è la bocca bionica e la trovi solo in Moldavia.